Buonasera a tutti, visti TV, tenore di oggi, scusate sul ritardo, ma basta problemi tecnici che risponde sempre a sora giusta e non lasciano operare come desiderate. Cominciamo diretto adesso a dire, poi anche le impresse, insomma, che abbiamo un qualche ritardo. Ecco la dire si presenta di voi, praticamente chiedo libero, e di un po' terminare sul caravallo, ma poi non vi deve copulare, ecco un'altra fotografia della die. Ecco qua, oggi che lo libero resta potuto cantare die, sono circa 32 gradi, la temperatura massima, quindi calore, se gente ne viene intorno, che il calore tocca di mangiare per il condizionatore. Crasa, di domenica 28, che lo libero viene da sauna, poi cocolato un pacco e tornate a spalazzare verso la sese di orterie, più o meno 30-32 gradi lo viene a scala. Cominciamo un diretto che sono novità, ecco vabbè questo è l'avviso che abbiamo visto pure ieri, il titolare di strutture ricettive di cui alla legge 16-2017 devono procedere all'adeguamento a conferma del processo dei requisiti di classificazione previsti per ciascuna struttura entro le seguenti scadenze e bisogna 6 scadenze. Poi andiamo a Sant'Antonio, Sant'Estevene, scusate, oggi è sabato 27 a Sarasotto le orterie ste Zambene e Cordas, poi domenica 28 a mezzodì, Bessa Missa solenne e poi il pranzo comunitario. Però poi abbiamo un altro appuntamento, poi lui dimos, che è stato perduto questo brazzale che era anticipato, insomma, di Lucrezia Torrare, potete telefonare sul numero 387 48 80 70 Chimbesese. In un anno che poi abbiamo dato l'appuntamento, ecco, l'espusto, Tessenne sono impare in Teppilora, presso il complesso neuralgico di Romanzero di Bitti, il coro Montalbo, si esibiranno coro Montalbo diretto dalla maestra Mina Nanni, Manuela Mameli, chitarra, Alen questo è Partitoni, Evi Partitoni, sabato 27 giugno, ore 21, quindi a San 9 0 in su complesso neuralgico del romanzese, insomma, ecco. E quindi Gai. Poi abbiamo da dare i toccamenti sportivi che appunto della squadra, specialmente di una squadra che in Barcellona, Catalogna Coppa Catalogna, battuta la Francia in finale, decisiva la tripletta di Leonardo Becci nel 4-3 che chiude il torneo spagnolo. Ecco, andiamo questa nuova che va due giocatori di Zicchero, uno è Giovanni Castelli, portieri, e poi la è Bustiano Doneggio, o insomma, Satacco, cioè avanti, roba che succede. E leghiamo a cronaca allora, Spagna 26 giugno 2026, la NASCAR Sardegna U11 trionfa alla 38esima Coppa Catalogna, la squadra sarda ha battuto in finale la Francia per 4-3 al termine di una partita combattuta e decisa solo nei secondi finali. Una sfida ormai diventata un classico del torneo spagnolo. Negli ultimi anni i precedenti avevano lasciato più amarezze che gioie, ma questa volta i ragazzi guidati da Pitorro sono riusciti a chiudere il conto e conquistare il trofeo. E dimostra cronaca la cronacata da Olbia al TV, Olbia mi pare che sia una telegiornata, Olbia TV, vabbè, no, ovviamente. Sardegna, 26 giugno 2026, la NAC Sardegna trionfa, la 38esima Coppa Catalogna, la squadra sarda ha battuto. Una sfida ormai diventata un classico, la Mondiales, la NAC Sardegna U11 si è presentata con un gruppo che gioca insieme da 3 anni.
Castelli, Sanna, Pittorru, Concas, Doneddu, Aisoni, Puseddu, Balata e i gemelli Francesco e Leonardo Becciu. Dall'altra parte i marsigliesi cercavano la rivincita dopo l'eliminazione subita lo scorso anno. In più i sardi giocavano sotto età rispetto agli avversari. La finale si è messa subito in salita. Dopo appena 2 minuti i francesi sono passati in vantaggio per una disattenzione difensiva. La reazione è stata immediata. Sebba Doneddu ha firmato il pareggio, poi Leonardo Becciu ha ribaltato la partita con una doppietta prima dell'intervallo. Sul 3-1 la gara sembrava indirizzata, ma la Francia è rientrata in partita. Prima ha accorciato le distanze, poi allo scadere ha trovato il 3-3. La finale sembrava destinata ai rigori. Negli ultimi secondi però è arrivata l'azione decisiva, palla avanti per Leonardo Becciu che ha vinto un contrasto e ha depositato in rete il gol del 4-3. Il triplice fischio, al triplice fischio è esplosa la festa dei giocatori, dei tifosi e dei genitori, arrivati in Spagna per seguire la finale. Dopo 3 anni di delusioni, la Coppa Catalogna è finita nelle mani della NASC GC Sardegna Under 11. Per Leonardo Becciu anche un riconoscimento personale con la tripletta finale ha conquistato per il terzo anno consecutivo il premio di maggior marcatore del torneo. Complimenti a questo spizzino scana difeso la Sardegna in sede sportiva. Torniamo a noi e diamo stoccamento dell'interruzione del corrente che veste in questo dia, insomma, questo è mercoledì primo di Triulas, venuti però è troppo alla legere poi per lo pubblico direttamente, via Crimea, via Comossa, via Pascoli, via Boe, via Leonardo, via Montalto, che non sono numero civico, bollo le ghite, chi in attenzione, caso tanto sono 6 pagine del blocco, questo è 01 sempre, 30 giugno, veste, poi questo è 30 giugno e questo 01 luglio. Entriamo sul giornale, andiamo alla prima pagina, roghi e grandine, pazza estate, temperatura in ascesa, a Golfaranci muore in spiaggia un turista di 38 anni. Pale e batterie il nodi Itiri, la mobilitazione in difesa del paesaggio. Itiri dice no al progetto Alas 10, al progetto Alas, 10 torri eoliche in uno scenario naturale da difendere. Per farlo i comitati hanno chiamato tutti a raccolta per domani all'appuntamento alle 10:30 in paese, per poi raggiungere Monte Unturzu. Il Consiglio Comunale del paese del Coros ha già detto no all'unanimità a un impianto di accumulo di energia a Sudragone, mobilitazione anche in Alta Gallura, sindaci in prima fila contro un impianto che distruggerebbe il paesaggio. In Venezuela è un'apocalisse, i dispersi sono 50.000. Laconi, Desulo, la transumanza. Da Laconi alle montagne di Desulo i 4 fratelli Locci, più figli e nipoti, al seguito hanno portato il gregge 500 pecore a piedi, seguendo i riti della transumanza, opportunità storico-economica ma anche turistica. Bene, andiamo davanti alla prima pagina della Nuova Sardegna, medici e case di comunità, la sanità cambia volto. Siglato l'accordo, nell'isola nasceranno i pool di specialisti, ma speriamo che dica morti di caldo, Tavolara Bay, cala finanza, il progetto va avanti, gli ambientalisti in rivolta, io pure uso casa in cala finanza a protestare con questa speculazione, energie rinnovabili con le nuove regole, domande in calo.
trasporto animali, una nave viaggerà da Olbia a Carrara. Sentenza, abusi su minore, l'amico di famiglia condannato a 10 anni. Negramaro, Sardegna irriducibile, è una tappa obbligata nei nostri tour. Negramaro. Ecco qua, siamo no che 5 secoli di lungo cammino rinnovato, il rito della transumanza, Desulo, la storia dei 4 fratelli Locci, gli ultimi pastori erranti che curvano insomma le reche. Li potremmo definire gli ultimi transumanti, resistenti, sono i 4 fratelli Locci, Giampiero, Salvatore, Antonello e Massimo, di Desulo, che assieme ai figli e nipoti, come ogni anno per l'estate, riportano il gregge nei pascoli di montagna. Un dolce rientro a casa per la bella stagione che ha tutto un altro sapore rispetto a quanto si fa il percorso inverso. La loro è un'azienda, o meglio un ramo d'azienda che si sposta. Quasi 500 pecore, altrettante sono rimaste a Laconi. Dal vello appena tagliato sono il capitale in movimento che procede veloce con il sole e con la pioggia. L'acquazzone questa volta è arrivata durante la pausa pranzo, quando si era già fatto il grosso del cammino e gli armenti si stavano per arrampicare nel Cossazzo Trascosì, nella Cossazzo Trascosì, che è spiegato asfaltare, o possiamo dire, la strada più alta della Sardegna. Andiamo da innanzi, i frondisti del Peace Dance il 4 luglio a Siniscola presenteranno il manifesto di Orgosolo, prevista la partecipazione del presidente Antonio Moro e della vecchia guardia sardista. Dopo l'incontro tenuto ad Orgosolo lo scorso 24 maggio, i sardisti entrati in rotta di collisione con il segretario del Peace Dance Cristian Solina si riuniranno ancora una volta a Siniscola il prossimo 4 luglio. Andiamo da innanzi. Le opere di Andrea Chessa in mostra al MAC Lula. L'esposizione dell'artista di Tempio sarà inaugurata oggi alle 18:30. L'origine non è ciò che sta dietro di noi, ma ciò che continua a spingerci avanti, non memoria del cammino, ma promessa delle orme che il nostro tempo ci chiama a lasciare. Alberto Barranco di Val di Vieso, storico dell'arte, così scrive nel presentare l'opera di Andrea Chessa, l'artista nato a Tempio, che sabato 27 giugno alle 18:30 presenterà al MAC Lula. Lo spazio della materia è il titolo della mostra, che viene riproposta dopo il successo riscosso nello storico spazio d'arte Scoglio di Quarto a Milano e potrà essere visitata fino al 4 ottobre prossimo. Nelle opere dell'artista, che si è formato a Brera e vanta frequentazioni con artisti del calibro di Armando Pomodoro e Turi Simetti, si intravede il legame profondo con la terra di appartenenza, archetipo su cui Chessa ha configurato la trama e l'essenza della sua opera. Bene, siamo contento di questa bella mostra, però non facciamo in tempo a fare questa diretta a casa sotto, poi queste sì, stasera e mezza non si biacca da fare che sono satiro. Fragi violente grandinate, mentre il resto dell'isola brucia. 2 morti per il caldo in spiaggia, Golf Aranci e Plata Mona. Gravissimi danni alle colture, prime dichiarazioni di calamità naturali. Francia, muore un altro bimbo, agli annegati salgono a 55. In Francia Bata morì nel metasetta affocato in mare o sul Rivolo. La maggioranza litiga sulla manovra, ora è stallo, i comuni narrano tempo scaduto. L'iter
arenato in consiglio, ANCI e CAL, così avremo le risorse in ritardo. Dunque, il famoso 750 milioni, in un webinario 250 per la sanità, 40 per le aziende in difficoltà e 3 milioni per l'azzeramento della tassa aeroportuale nei mesi invernali. Qualora qualcosa non sta funzionando come dovrebbe, a pochi metri dal traguardo, l'iter della variazione da 750 milioni di euro per 3 anni si è arenato. Archiviate le audizioni e la discussione generale. Il Presidente della Commissione Bilancio avrebbe potuto fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Non l'ha fatto perché in maggioranza manca ancora una linea comune da tenere nell'esame di un DDL che stanzia risorse spendibili subito, come mai prima di questa legislatura. 350 milioni ancora da programmare e sui quali tutti i gruppi vorrebbero avere voce in capitolo, cioè praticamente se lo devono partire clientela. Torri eoliche, batterie, la rivolta del nord, le problemi dei Itri, cioè, Sant'Antonio di Gallura e Calangiano contestano i progetti incompatibili con la vocazione del territorio. Domani mattina nelle campagne di Itri, manifestazione promossa dai comitati. Rivive la transumanza, rito degli avi, l'hanno già visto il giornale, col diretti è una grande opportunità di valorizzazione delle zone interne. Animali vivi, al via la rotta esclusiva. Così c'è una bella nuova, insomma, battono il trasporto solo con animali, una traversata a settimana, più facile raggiungere il centro di ingrasso del nord Italia. Domani il primo viaggio da Olbia, risposta alle difficoltà del comparto zootecnico. Con il primo viaggio in programma domani dal porto industriale Cocciani di Olbia prende il via un nuovo collegamento marittimo settimanale dedicato esclusivamente al trasporto di animali vivi, una risposta concreta alle difficoltà che ogni estate interessano il comparto zootecnico sardo. La nuova linea consentirà di trasferire i capi di bestiame verso il centro di ingrasso del nord Italia, rispettando gli standard di benessere animale e superando le criticità legate all'utilizzo dei traghetti Pax durante i mesi più caldi. Non è facile trasportare animali in questo periodo. Andiamo da Innantesi, scontro comune tavola arabese, del Cala Finanza, dove il Porto San Paolo, la revoca della delibera non annulla l'autorizzazione ZES, sistemati almeno 20 prefabbricati contestati dall'amministrazione, perché una specie di campeggio praticamente. Il comune revoca la delibera di cambio di destinazione d'uso di Villa Gioli Scia a 100 giorni, ma Tavola Arabei resta intestataria di un'autorizzazione ZES unica per realizzare ristorante e campeggio di lusso. Per Cala Finanza si profila ormai uno scontro tra l'amministrazione comunale di Lodi, Porto San Paolo e gli investitori internazionali capitanati da JHSF, Participa Coes, JHF Participa Coes. Quindi non solo il conflitto istituzionale tra Stato che ha usato la ZES bypassando il PPR e la Regione, ma anche una situazione di tensione tra comune e vertici di Tavola Arabei. Va detto che la situazione, al netto degli atteggiamenti pretestuosi e delle polemiche sguaiate, si sta complicando e potrebbe avere delle pesanti ricadute oltre il caso in sé. Stando a indiscrezioni, anche gli uffici regionali e lo stesso corpo forestale
titolare delle indagini penali, si stanno muovendo con la massima cautela e speriamo che lo bloccano. Ma noi facciamo questa manifestazione prima di e si va a bloccare. Beach Club, Cala Finanza, Tavola Radei, va avanti. Dopo la decisione del Comune di Lori di revocare la delibera, JHSF non in regola. La D bianco, solidale con mio fratello. Solidale con mio fratello, praticamente il consigliere comunale, assessore pure, durante e quindi la delibera di novembre, ma con l'acqua già adesso, insomma. Da Gasman a Paolo Fresu a Carola Puddu, il mondo della cultura contro il progetto. Sui social una forte mobilitazione per sensibilizzare sulla tutela di quel tratto di costa. Domande per nuovi impianti in 2 anni sono calate di un quarto dopo l'approvazione della legge 20. La potenza ipotizzata è scesa da 57 a 44 gigawatt, merito anche della legge numero 20. Poi trasporto animali, c'è la nave, decisione del governo, collegherà Olbia una volta alla settimana con Carrara. Naturalmente per Matteo Salvini chi se ne ha che te vanti tutte queste cose. Gli ambientalisti non arretrano, tutto inutile, il danno è fatto, ora aspettiamo l'udienza del TAR. Stiamo già dando esempio del Cala Finanza. Intesa tra la regione e i sindacati, i medici nelle case di comunità, cioè che vanno tolto mi pare le case delle comunità, però sono tutto buite, tanto è che sul giornale batto una vignetta di una casa di comunità alta del grido trasparente che nessuno entra. Via libera al nuovo modello di sanità, l'accordo con Fiming ed FMT, cioè sono sindacato del sol dottore. Si è finalmente sbloccato l'impasse sulle case di comunità con un'accelerazione decisiva nelle trattative. La SISAC, in rappresentanza della regione, e il sindacato Fiming e FMT hanno firmato l'intesa che regola la presenza dei medici di medicina generale all'interno dei nuovi presidi di assistenza territoriale. Questo passo in avanti traccia la strada per l'avvio a regime delle strutture, portando un po' di chiarezza e stabilità dopo settimane di incertezze e ritardi e accesi dibattiti tra le parti coinvolte. Per garantire ai cittadini un adeguato un'adeguata e costante continuità assistenziale, l'accordo introduce parametri ben precisi per i camici bianchi. Nel dettaglio viene stabilito un obbligo di presenza fino a 6 ore settimanali per un totale di 48 settimane all'anno da svolgersi fisicamente all'interno delle case di comunità. Tali prestazioni dovranno essere coperte in una fascia oraria compresa tra le 8 e le 20, organizzate attraverso turni di almeno 3 ore continuative. A fronte di questo impegno, ai professionisti sarà riconosciuto un compenso pari a 38,72 euro per ciascuna ora di attività, fissando così un principio di tariffazione unica e stabilità e standardizzata su tutto il territorio nazionale che mira ad evitare fastidiose disparità regionali. Lavorare in team con gli specialisti, solo così ci può essere un cambiamento. Antonello De Sole, segretario provinciale della FIMI, difende il patto, non è una resa, ma una grande occasione per alleggerire gli ospedali. Bene, speriamo già in buono che hanno da innanzi questa cosa e andiamo da innanzi noi scuro l'Istat
A sorpresa il Sud traina l'Italia, lavoro e PIL crescono più che al Nord. L'antitrust indaga su Microsoft 365, nel mirino gli aumenti dell'abbonamento ed il modo di comunicarli agli utenti. Israele e Libano sì all'accordo quadro, ma Hezbollah insiste, non crede disarmare Hezbollah, praticamente è un esercito iraniano in Libano. L'IDF abbandoni senza condizione i territori occupati. Allora, andiamo alla ultima pagina, sisma a Caracas, si scava a mani nude. Purtroppo sul bilancio è veramente che bantamista sono disperso e si aggrava la conta delle vittime, 1000 vittime e i dispersi, almeno 50.000. Venezuela, corsa contro il tempo e soccorritori in arrivo da mezzo mondo. Bene, abbiamo terminato il novella di oggi e noi torniamo a Bides Cras, anzi stamattina no, caso in Ittiri e quindi a posti Cras. Ponimos a sigla de tancatura. A mezzo bidere diagonatotto dai vizi TV.